Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati a una nuova puntata su Crusader Kings 3. Allora signori, siamo stati trascinati nello scorso episodio in diverse guerre grazie alla West Francia con l'unione che abbiamo avuto con la regina Solène, appunto di West Francia, che ha fatto delle guerre contro l'Aquitania, contro la Frisia, contro il Burgundi, insomma ci ha trascinato in questa valle di lacrime, mettiamola così. Noi siamo abbastanza pacifici, se non fosse che le Asturie, in particolare il signorone qua, questo che governa la parte interna delle Asturie, quindi detiene il vero centro, diciamo il vero esercito, il vero capo dell'esercito delle Asturie è effettivamente... Ah, questa se non sembra una... Comunque è effettivamente quest'uomo che ha tentato il colpo gobbo prendendoci queste regioni, ma noi siamo riusciti a cacciarlo e a salvarci in corner, se posso dire. Comunque, cosa è successo? Ma qui abbiamo Galizia 1 e Galizia 2? Abbiamo una separazione dei regni? Cos'è successo, ragazzi, alla regina? Ma forse perché non vediamo... No, scusate, la regina è qua? E la sorella dov'è? Ah, la sorella è andata via. È andata via la sorella. Si è trasferita a Bari. A Bari. Ah, deve essere stata cacciata. Catalina Alvarez di Castiglia. Ma si chiamava Catalina? Sì, comunque è cambiato tutto, ragazzi. È cambiato tutto. Tra l'altro questo è uno sceicco. Mamma mia, cosa è successo qua? Si è spaccato tutto. Di qui invece abbiamo il regno di Galizia, quello cattolico, e qui quello musulmano, ragazzi. Wow, quindi volete dire che è esatto, esatto, la contea qui è qui sotto e quindi dov'è la chiesa? Guardate, qui c'è la Melide. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo perso una delle cattedrali, praticamente uno dei siti di interesse cattolico. Mamma mia, le Asturie, che cosa hanno combinato? Galizia spaccata, loro hanno un altro sceicco. Mamma mia, ragazzi, che devastazione. Sembra come se il flusso in questi secoli, no, questi secoli no, questi anni che sono passati si fosse una ruota. Cioè noi abbiamo spinto di qua e tanto abbiamo spinto di qui e più sono saliti da quest'altra parte. Veramente sembra un circolo. Comunque... Adesso noi siamo in guerra, abbiamo questa guerra da concludere, che però ci dà abbastanza vincitori, sì, beh, più o meno. Abbiamo quest'altra guerra da concludere, che vabbè, questa la facciamo facile, e poi, signori, abbiamo una crociata, ma io non mi sono accorto nello scorso episodio, devo dire che ero un po' stanco mentre lo giravo, comunque non mi sono accorto, ma noi stiamo facendo la guerra a un nostro, potremmo dire parente, cioè la regina Nuna in realtà è sposata con un ortodosso, anche lei tra l'altro è passata all'ortodossia. E noi stiamo facendo la crociata, cioè fammi capire, praticamente il Papa ha indetto una crociata contro la Sardegna, nonostante praticamente ci siano religioni che imperversano ovunque. È vero che l'ortodossia si è diffusa veramente tanto, guardate fin dove è arrivata. Però non so se fare una crociata contro la Sardegna sia la cosa giusta. Comunque va bene, dai. Adesso rinfociliamoci, cerchiamo di recuperare un po' i territori. Anche qua in questa zona ci sono delle ribellioni. E poi vediamo di concludere queste guerre e magari chissà di partecipare anche in maniera con un'armano armata. Ah, no, peccato. Non è più incinta, abbiamo perso il figlio. Comunque, dicevo, stranissima questa cosa, va bene, parteciperemo a questa crociata e va bene, ce la giocheremo. Allora, intanto andiamo a Girona e cerchiamo di difenderci. Intanto la contessa Ramona è contenta di me con un più 20 grazie a mia moglie. Comunque mia moglie è veramente formidabile. Chi è la contessa Ramona? Ah, lei. Ok, ma si è un po' spaccato qui, mi sa, no. Ah, è la moglie, ok. Pensavo si fosse un po' spaccato, invece no. Qui abbiamo delle colline, colline che potrebbero giovare alla nostra attenzione, ma cerchiamo di recuperare prima degli uomini.
Sì, beh, in realtà li abbiamo recuperati. Ci mancano solo le levi. Allora, proviamo un attacco. Però sono 2000 contro 2100, non lo so. Non lo so, che io non voglio perdere un'altra cittadina. Potrei liberare quest'altra, però tanto questi ribelli qua io non so neanche che cavolo vogliono. Chi sono questi che ci rompono le scatole? Sobrar Militia. Boh. Solo che qua la città la rischio di perdere. Dai, proviamo un attacco. No, attendiamo ancora. 954, attendiamo ancora un attimo. Ok, perfetto. Abbiamo un servizio organizzato con 5% di tasse in più, perfetto. Fa sempre bene avere un po' di più di tasse. Ok, 582. Vediamo se possiamo chiedere aiuto a qualcuno. Ah, ok, lui, se spendo il Ducati. Request claim. Mi dà il claim su che terre? No, sulle terre del nord non mi interessano. Non mi interessano. Vediamo se posso fare qualcosa. No, sposare mio fratello non ancora. Potrei fare un'alleanza con lui. Assolutamente sì. Negoziamo un'alleanza. Posso prendere ancora 25 di denaro, ok. Ok. Lui gli chiedo se mi può. Vediamo se può unirsi a noi. No, va bene. Iniziamo a fare però dello sway. Anzi, facciamo diventare proprio nostro amico. Visto che ho questo potere diplomatico, cerchiamo di lavorarci un po' i vassalli. Intanto qui stiamo aumentando. Si uniscono alleati alla guerra. Ok, fatemi vedere. Forse è questa di guerra, sì, qua. Va bene. Va bene, ma questa io la do già per vinta, onestamente. È questa che non mi piace. Colline. Oh, proviamo a fare un attacco. Loro penso che siano solo paesani, quindi non penso abbiano grandi uomini a disposizione. Infatti scappano, ma noi non riusciamo a... Non riusciamo a andare in combattimento. Ora sono 4000. 4000 è un po' tosta, obiettivamente. Obiettivamente 4000 è un po' tosta. Ok. Public Innovation. La nostra cultura è migliorata. Vediamo un attimo in cosa è migliorata. Dov'è? Qua. Allora, Innovation. Allora, che cosa abbiamo raggiunto? Cosa abbiamo raggiunto? Early Medieval. Non riesco a capire cosa abbiamo raggiunto. Cos'è che abbiamo archiviato? Forse il Guildman? No. O forse abbiamo chiuso una di queste, mi sa. Una di queste qui passate. Sì. Non so quali, ma una di queste l'abbiamo chiusa. Comunque va bene. Continuiamo. Qui non c'è molto da fare. Dobbiamo attendere rinforzi se arriveranno comunque. Un gesto di generosità. Il conte Kuderar II, ok. Mi chiede... Ah, di fargli un regalo. Ma spendere 90 non ne ho assolutamente. Oppure 50, 25, no. Non voglio spendere nessun regalo per lui. Allora, se questi non vogliono essere catturati, cioè non vogliono andare in combattimento, andiamo a liberare la città a questo punto. Ok. Andiamo a liberare questa città e la baronia e poi vediamo cosa fare. Intanto vedo un esercito alleato che si sta avvicinando. No, no, vieni di qua. Fai il passo. Attenzione. Lui si è unito alla guerra. Beh, poca roba, poca roba. Qui l'abbiamo vinta, perfetto. Adesso dovrebbe terminare. Andiamo a liberare la città. Qui invece siamo messi... Ok.
Quindi nell'altra guerra che si è unito. No, non si è unito in questa. Non lo so allora in quale si è unito. Per la contea di U. Vabbè. Ok, vittoria, perfetto, l'abbiamo portata a casa. Adesso cerchiamo di liberare questa città e capiamo un attimo cosa vogliono questi. Assediamo intanto la baronia nostra. Questi ribelli sono veramente fastidiosi. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Matteo di Barcellona, nostro figlio, si prende prende il tratto Bossi, ok, un boss, e si prende anche un tratto, mamma mia, economico. Guardate qua, che improvement. Bravissimo. Bravissimo, bravo il mio figlioccio. Mio figlioccio, mio figlio. Attendiamo un attimo intanto. Anzi, possiamo anche mandare avanti. Loro sono 3003, noi 2002. Non è impossibile batterli, però. Qualche l'emiro Mohammed ha perso la guerra. Fatemi vedere. Bene, ha perso la guerra. Il nostro medico di corte, nonché medico di nostra nonna, è morta. È passato a miglior vita. Dobbiamo reclutarne assolutamente un altro. Non c'ho soldi. Staremo per un po' senza medico, direi. È vero che posso sempre liberare lui, però mi sarebbe piaciuto anche tenerlo. È finita la fine della pace. Liberiamolo. Mi servono soldi. Una sfida diplomatica per aumentare la relazione con il conte. Qui vado sul sicuro. Perfetto. Sono conosciuto per la dedizione, bene, alla causa, bene. Chi meglio di me? Chi meglio di me? Mi spiace per Nuna che verrà attaccata da una coalizione santa, però va bene. Perfetto, lo schema è andato a buon fine, perfetto. L'abbiamo portato a casa il nostro conte che insomma ha anche un bel po' di territori e portarlo a casa fa sempre bene. Intanto qui i ribelli hanno preso la città, ma noi vediamo adesso di liberare quest'altra. Ed è partita la crociata, signori. Dio lo vuole. Crociata contro la Sardegna. Sta roba qua mi fa morire, ragazzi. Guardate, guardate, tutti i paesi partono per la Sardegna, ragazzi. Per la Sardegna. Che spettacolo. Noi ovviamente rimaniamo qui perché dobbiamo far fuori questi paesanotti che sono scesi parecchio di numero, ma potrebbero darci del filo da torcere. Guardate qui che casino, che crociata contro il povero re Adriano. Cioè questo qui a 51 anni si vede arrivare addosso tutta la... Incredibile, tutta la crociata. Qui abbiamo liberato intanto. Sì, è terminata anche. Probabilmente i ribelli hanno ottenuto quello che volevano allora. Non lo so ragazzi, partiamo anche noi per la crociata, non lo so. Andiamo a assediare, mentre tutti partono, andiamo a assediare la capitale invece dell'Aquitania. Allora, la duchessa potrebbe diventare nostra amica, ma la duchessa è nostra moglie. Ok, potrebbe diventare nostra amica. Oppure potrebbe ottenere il tratto bevitrice. Oppure non fare nulla praticamente. No, ma io voglio che diventi... Voglio che diventi nostra amica. Ormai il nostro legame è diventato... Siamo amici, ma anche... Ma non solo. Ma non solo. Andiamo a attaccare un attimo qui. Ah, guarda, qui c'è un esercito da 106 che sta scappando. Potremmo andarlo a prendere noi questo esercito. Anche lei potrebbe diventare nostra amica addirittura. Cosa è successo? Probabilmente la crociata ci ha unito un po' tutti. Oppure potrebbe diventare nostra rivale. No, diventa nostra amica, visto che sono un bel personaggio. E poi vorrei che il Piedmonte si alleasse con noi.
ma non me lo fa fare, forse perché sono in guerra. Però vorrei. Intanto qui li abbiamo intercettati, li abbiamo fatti fuori bene. Adesso andiamo in capitale e andiamo a fare danno in capitale. Guardate pian piano le crociate che si riuniscono qui dal Papa. Bellissimo. Ok, intanto al nostro figlio cade il primo dentino. Posso essere molto carino con lui. Posso addirittura dargli un regalo. Ma non ho i soldi per dare un regalo. No, dico che sono molto contento di lui e mi prendo un po' di prestigio per questo dentino caduto. Intanto i fondi qui scarseggiano. A breve dovrò probabilmente disbandare l'esercito perché non avrò più denari per tenerlo. Adesso vediamo se riesco a recuperare un po' di denaro assaltando l'esercito. Però qui, mamma mia. Ma ragazzi, ma per la Sardegna tutto... Ma io dico, ma non lo so, ma scusate, ma ma... Ah, ok, c'è qualcuno che è entrato in sua difesa. Ok, va bene, 4 pirla. E poi chi è questo? Fatemi vedere. Ah, ok. Sono entrati in guerra in pochissimi praticamente. L'impero bizantino sembra unito, ma in realtà è molto spezzettato. La vedo brutta per la Sardegna. Cosa dite? No, vabbè, ma dai, ragazzi, ma si può saltare la Sardegna in questo modo? Intanto stiamo andando in negativo, attenzione. Attenzione. Tanto piglio pure anche 10 di... meno 10% di tassazione perché sono generoso. Ammazza. Allora... posso quindi incoraggiare mio figlio in quello che fa. Oppure posso aumentare la sua prowess. Cioè dicendogli mostrami di saper fare di più. Però gli faccio tenere un po' di stress. Oppure no, andare verso la rivalità no. Io direi che mio figlio è già abbastanza skillato, a dir la verità. Già mi ama parecchio. Però voglio di più da lui. Voglio di più, voglio che sia un perfetto regnante, quindi alziamogli la prowess. Qui siamo in debito, ragazzi, stiamo andando in debito. Però io considero di recuperare questi soldi. Posso chiedere i soldi al Papa e chiediamoli, assolutamente. Per non andare in debito, grazie al Papa, grazie, molto molto gentile. I soldi che ti ho dato praticamente mi sono già tornati indietro, perfetto. Possiamo... Allora, una sfida sul learning. Il mio vassallo ha un dubbio nei suoi occhi praticamente. E si sta fraternizzando con il nemico praticamente. No, questa cosa qui non mi fa impazzire. Infatti il conte Riculf si converte all'asciarismo. Lui chi è? Questo, no, non si deve proprio convertire a un bel niente. Oppure pick any fate, prendi la fede che vuoi, basta che servi me. Diventiamo amici addirittura. Però 50% che prenda la fede di chiunque. Oppure vado sul clero, quindi lui si arrabbia, però ho l'83% che migliori, che abbia solo praticamente un'opinione migliorata del paganesimo. Qualcuno che abbia un prete, assolutamente. Ed è andata bene, dai. Il generoso. Rudolf il generoso, signori. Eccolo qui, il soprannome che mi viene dato. È un bel soprannome, dai. Anche perché ho 109 di denaro grazie al Papa e bene così. Intanto stiamo migliorando la guerra qua. Io vorrei capire quando partiremo.
Mi fa ridere questa cosa, veramente. Allora, posso essere un confidente per gli amici, perché no? Oppure legati al sangue. Miglioro gli schemi del 25%. Rescue Mercenary Casus Belli. Wow, posso avere anche il Casus Belli per recuperare i parenti. Tanta roba, E posso unificare la casa come Casus Belli. Andiamo sul Casus Belli, ragazzi. Mi interessano questi. Mi interessano assai. Perché non sono un uomo di guerra, lo sapete. Ma agli estremi. Intanto 33%. Scusate, 33 punti di diplomazia. Mamma mia, mostruoso quest'uomo. Andiamo a vedere se riusciamo ad assediare. Guardate qui, 26%, ragazzi. 26%. Probabilmente l'esercito nemico è stato sconfitto. Mi sembrava strano che la Francia perdesse, onestamente. Qui voglio vedere... Mamma mia, ragazzi, ma cosa è successo? Ma cosa è successo qui? È stato fatto un prigioniero. Un bambinetto, un infante. È stato fatto prigioniero. Ma... You capture a king... Ah, il re. Chi è questo? Il figlio di lui. No, ragazzi, ho catturato il figlio. Il figlio, 99% siamo passati. A quanto me lo... 50, solo 50. Sei un po' un... primogenito, tra l'altro. Mamma mia, no. Me lo tengo e come. Allora, vediamo adesso di andare a catturare qualche altra contea interessante. Allora, fatemi vedere un attimo. Comunque il mio porto l'ho dato, le 2 capitali le ho prese, quindi non male. Potrei prendere questa baronia, c'è la Shura qua. Oppure lui, andiamo a prendere lui, che mi sembra bello cicciottoso e corposo. Andiamo a prenderci lui. Qui intanto cosa c'è? Un attacco da parte dei cavalieri. Da parte dei cavalieri. Ok, va bene. Se lo prende ancora le Asturie, ma fa nulla. Qui, ragazzi, sta succedendo il finimondo. Sulla Corsica sta succedendo veramente il finimondo, ma... Io no... Qui non so cosa sia successo. Comunque, ecco, adesso c'è lo sbarco, signori. Vabbè, va la Sardegna. Ma c'era bisogno di fare tutta questa roba la Sardegna? Allora, intanto, chi mi chiede? Lui mi chiede un matrimonio. Ok, quindi in Britannia tra lei che e mio cugino Gerard. Lei c'ha, scusate, quanto? 12 anni. E mio cugino Gerard ne ha 15. Ah, il figlio del mio bodyguard. E di Caterina, va bene, vai, così almeno te ne vai anche dalla regione, spero. In cerca di fortuna magari al nord. Intanto sono stato invitato all'incoronamento, assolutamente sì. Assolutamente sì. Partiamo subito. Subitissimo. Qui c'è anche qualcosina da prendere. Guarda qui. Allora, facciamo così. Customizziamo la rotta. Qui ci allunghiamo. Ok, facciamo così. E poi andiamo anche qua a fare visita. Qui la vedo brutta. Facciamo così. Qua. E poi aggiungiamo e andiamo qui. Ok. Qui c'ho ancora delle perplessità, quindi andiamo qui, ok. E poi aggiungiamo e andiamo qui, perfetto. Ce ne torniamo indietro facendo la costa. Qui magari meglio non andare, quindi facciamo questo tratto, perfetto. Qui andiamo da questa parte, perfetto. E ce ne torniamo a casa, ok. Qui non ho capito cosa c'è qua. Qualche chance di pericolo, fa niente, non mi interessa. Ok, mentre invece l'andata, vediamo un attimo. L'andata io passerei sempre da situazioni poco pericolose, quindi verso di qui. Ne aggiungiamo un altro e andiamo verso di qui. E ne aggiungiamo un altro ancora e andiamo verso di qui. Ci arriviamo? Non arriviamo in tempo. Se prendo un Caravan Master tipo lui,
Ci arriviamo? No, ho sbagliato? No, 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 no. No, lo devo rifare, porca miseria. Allora, qui arrivo. Scusate ragazzi, fermo un attimo. Ok, ho sistemato la rotta, questa è la rotta che facciamo, il ritorno è uguale a quello che ti hai visto, l'andata invece passo attraverso delle foreste, l'unico punto un po' pericoloso è questo, ma dopodiché sono abbastanza tranquillo. C'è ancora un altro punto un po' più pericoloso, ma poi sono arrivato, quindi io considero, spero di andare, che faccia tutto bene. Abbiamo il Caravan Master, che sarebbe, doveva essere il nostro, esatto, la voce di San Giorgio, useremo lui come Caravan Master, dovremmo arrivare con 27 di denaro, dovremmo farcela. Andiamo perché voglio proprio vedere cosa succede alla corte di Parigi. Ormai la guerra comunque è conclusa, quindi possiamo anche partire. Ok, perfetto. Quindi siamo partiti per l'incoronazione. Posso scambiare dei prigionieri. Interessante. Chi posso scambiare? Allora il figlio, ok. E l'altro invece chi è? Ah, è sempre il primogenito. È sempre il primogenito, mi dà ben 200 di denaro. Ma facciamo che sul primogenito ci pensiamo. Intanto, beh, però no, mi conviene forse scambiare il primo. No, teniamolo così, così abbiamo la vittoria assicurata e ci prendiamo 50 per ora. Che 50 denari non fanno mai male. Una questione di fedeltà. Attenzione, attenzione, perché ci potrebbe essere il sospetto che non siamo il padre noi. No, però io mi fido, siamo amici, è gregaria, eccetera, eccetera. Io sono paziente. Potrei anche confrontarmi, con lei. Però andrebbe contro le mie. No, ma io sono sicuro che è mio figlio. Sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro. Intanto vediamo un attimo. Eccolo qua. Fortunatamente il pericolo non coinvolge noi, ma coinvolge il cuore del povero capitano che ci prega di rallentare, ma noi non possiamo fermarci, quindi ti rimani ferito. C'hai 61 anni, zio, dove vuoi andare? Cioè, perfetto, vittoria, abbiamo ancora una guerra, ma è solo quella contro la Sardegna. Qui possiamo rientrare, ragazzi, perfetto. Rientriamo al primo nostro regno disponibile. Che spettacolo. Non vedo troppe conquiste però, onestamente, con tutte queste armate. Guarda qui che roba. 25.000 uomini contro la Sardegna. Poveri sardi. Adesso si uniranno forse anche i miei, così, a tradimento. Intanto sono andato quasi indenne in tutto il percorso e siamo quasi arrivati. Eccolo qui. Siamo arrivati. Giusto, giusto in tempo. Allora signori, ci fermiamo qui, faccio un taglio un po' brutale perché come sempre dico sì registro mezz'ora, poi vado avanti 40 minuti, ma sto giro sono arrivato a un'ora, non me ne sono accorto, quindi è meglio, per onde evitare di caricarvi un'ora di puntata, tagliarla qui così e ricominciare dal prossimo gameplay. Mi raccomando ragazzi, sostenete la mia serie con un like, a voi non costa nulla, io mi sto divertendo molto, vi dico la verità, a portarla. Voglio vedere dove ci porta questo gioco di ruolo e magari non sarà, ecco, ricco così tanto di emozioni come potrebbe essere un gioco spinto, ma non è questo il genere di video che voglio portarvi. Spero che stiate gradendo la cosa, vedo che comunque ci sono diversi commenti, quindi ringrazio perché i commenti mi aiutano sempre a spingere la serie e noi ci vediamo a una prossima puntata con l'incoronazione del nostro re della Borgogna. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete suggerimenti, se avete anche delle proposte da inserire all'interno del gameplay. Come vedete io vi leggo, vi scrivo e sono sempre ben accetto, ovviamente, se fanno parte del gioco di ruolo, a effettuare talune manovre che mi venite a suggerire e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Ciao ragazzi!